Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo video. Allora, dobbiamo fare la farma di pecore e di mucche. Ogni volta ti dimentichi di nominarmi. È vero. Dove sei? Eccoti. Ma perché sei Herobrine? Così. Perché non c'ho la sorgente. E hai uno di grano. Non ne ho. Devo andare da... Intanto io te la trattengo. Sì, per favore. Prendo della terra e ti faccio una scala. Ok? Sì, fai una... Ti faccio una. Devi prendere i chiari. Allora. E cosa c'è di meglio della musica per Allora. Dove apri? un'icona della musica italiana, Bobby Solo. Sì, tipo. Vai. Il ciuffo lo ha contraddistinto per tutta la vita, fin dagli anni 60, e oggi che di anni ne compie 75, a tagliarlo non ci pensa proprio. Ok, ce la fai da dove sono io. Ti dico io dove devo andare. I capelli grigi non hanno intaccato le verve e l'anima rock melodica di questa icona della nostra musica. Una carriera iniziata giovanissima, scrisse la musica del suo brano più famoso, destinato a vendere milioni di copie. No, portala sul fronte, poi seguimi. No, io lo so amare. No. Ora seguimi. No, ho sbagliato, ho sbagliato. Qua. Qua sì. Vado bene. Quest'altro lato. Quell'altro. Ecco dove sei. Poi? Vado bene? Sì. Salta. Poi qua. Scusa! Ti sto vendicando. Ecco. Qua. Eccola. Poi di qua. Salta. Vai avanti. Avanti. Va bene, continua. Bravo. Poi. Seguimi. Che codi in me? Non dire parole. Lo so, te lo devo dire. Vai. È lo stesso. Che mi spingi la pecora giù, che da 30 ore. Che la sto tenendo pecora. Perché tu le hai fatto il passaggio troppo stretto. E come io lo dovevo fare? Dai, che te guarda. Dai, che t'aggiorita, guarda. Vieni qua pecora. Ecco qua, ti ho fatto la scaletta. Abbiamo qui la nostra edizione, grazie per essere stati con noi. Ecco qua, adesso è di 2 blocchi. Ecco qua, ti ho fatto la scaletta. Dimmi se vado bene. Vado? No. Seguimi da questo lato. Questo. Vai.
portala qui sulla scala. Vieni qua. Sulla scala. Pecora. Grazie. Ok. Intrappo, ma... Vado bene? Continua dritto. Ecco qua, bravo. Vattene. Poi, No, quando ci sei tu se ne va. Allora, devi andartene. poi devi salire su questa scala. No, su quel... va bene anche se sei. Mi odiano. No! È colpa mia allora, mi Sì. odia. Io ti vado a fare il recinto. Sì, Vicino a quello dei polli. sì, proprio attaccato a quello dei polli. No, scherzo, vicino però. Qui mettiamo una crafting, un po' di stecchetti, No, non dico. tanti stecchetti, poi facciamo le staccionate. Vieni, ti prego. Ci siamo quasi pecore. Abbiamo impiegato metà del video praticamente solo per portare la... È meglio se la portavamo a camera. Sì. I ragazzi stanno dicendo, ma perché non l'hai portato a camera? Allora, oggi facciamo farmi di pecore e di mucche. Manca solo il passaggio segreto che faremo off camera ovviamente. È sotto il Terra. faremo il villaggio. Ho dovuto... Gliel'ho dato il grano. Bravo. Sono bravissimo. Sei un tagliala. No, non posso. Sì che poi ma non vuoi. No, pecora. Grandissimo. Ti prego, aiutami con la pecora. Entra nel cancello. A spingerla. Pecora. No, mi ama. Però... Vai, sta entrando. Te lo spacco il recinto. Non sta entrando. Entrando, spingila. Spingila. Togliti. Taglio un attimo. Allora, ditemi una buona punizione. Ma buona. Sì, devo tagliare. Ricordati il Riccardo del futuro. Capito? Dai. Niente, devo fare. Allora ragazzi, è tardissimo, sono le 8:40 e abbiamo ma una varissima punizione, ci dobbiamo, ma nei commenti dovete proprio Fatta tu. L'hai uccisa tu. dovete fare un... L'hai uccisa tu questa. L'hai uccisa. No, calmo ero. L'hai uccisa tu con Ricordati che sono ero. L'hai uccisa La tu, nostra la popolation di polli sta crescendo sempre di più. È cresciuto anche uno. Io intanto cerco della lana per fare altri tappeti. Anzi no, sai che facciamo? Sai? Ci so io. Lo sai? No, non c'è soiare, c'è Ho soiare. trovato una pecora. Bravo, Un'altra pecora. bravo. Trovate anche un'altra di Ho pecora. trovato anche un'altra. Vabbè, trovane un'altra ancora. I nostri genitori.
ancora lei. Allora. Tedesco di Germania, ja Trakulie. Ja Trakulie. Non è vero mai. Ditemi anche nei commenti come finire la cosa, il tetto, ok? Ditemi anche una mera punizione per aver... Però senza scherzare, veramente, una Non punizione. saprei mai dove sono. Ho messo un annuncio su internet e sono incontrato con Maria. Prima di incontrare Jan, Maria non ha mai voluto risposarsi, preferendo sempre la sua indipendenza. C'è il lupo mannaro. Pensavo che c'era una mucca. Ho scambiato per una mucca. Vabbè. Abbronzatissimo. Oh, lo sai che ero bravissimo. Abbronzatissimo. Perché? Sì, vabbè. No, volevo rinchiudere. Andiamo. Abbronzati. Faccio anche quello delle mucche. Oh, facciamo un po' di... io cerco dei semini e mi faccio una farina di grano. Un incontro E se ci penso settimana, forse questo temporale non è. E lo so che non dovrei cucinare, magro sei bello anche se ho capito che quanto fruga attorno sempre a te. Che fai Amore. Sì, dobbiamo fare anche la farma di grano perché il grano serve tantissimo. tantissimo. Tantissimo proprio. Ok, ora mi faccio una zappa. Ma WhatsApp. Ma vai a zappare. WhatsApp. Ma WhatsApp. Ma Ho WhatsApp. una nuova idea. Cos'è WhatsApp? Boh, tua sorella. dintorni, quando siamo entrate nel paese così Da tua bello, cognata. Trentino, centro storico, una bella piazza. Più centro stronchi. Più centro sto. Il centro di sto. Siamo incontrati tante persone No. per No. amicizia. Comunque iscrivetevi al canale di mio cugino. Basterà anche il 99. Deve arrivare ai 70 iscritti. La mia voce è bella. È vero, dovete scrivere nei commenti una punizione amarissima. Se la voce di Adriano è bella. Perché una punizione amarissima? Sì, perché mi ha ucciso prima la mucca. E la mucca, la pecora. No, la seconda volta l'hai uccisa tu. Con la ma la spada prima no. gigante. Il rip polletto. Ricordate, il rip polletto nel cuore. Un bolletto nel mio cuore. No, te no, perché te l'hai ucciso. Non penso. E vabbè ragazzi, il video lo concludo qui. Pipistrello. Sì. L'ho ucciso. Sì. Mi dispiace. Ok. Ecco qua. La finiamo insieme. E ci vediamo in un prossimo nuovissimo video. Ciao.